con Camilla Farnia, capitano del GL Moco Volley San Donà. Che partita è stata? Intanto raccontaci anche la vostra gioia. Dovevamo arrivare comunque qua e ce l'abbiamo fatta. E che sapore ha per chi c'era anche l'anno scorso questo doppio successo? Stra grande. Comunque l'abbiamo fatto 2 volte e adesso vorremmo arrivare alle nazionali tra le prime 3. E alle tue compagne che invece lo vincono per la prima volta cosa auguri? Un in bocca al lupo che vi piacerà moltissimo. Carlotta Doreto, capitano dell'Union Volley Sea Stars Jesolo. Una delusione la sconfitta, ma comunque siete contente, penso, di essere arrivate sin qua. Sì, siamo contente, potevamo far meglio soprattutto la difesa. Adesso alle finali nazionali cercherete di riscattarvi e mostrare il vostro valore? Beh, certo. Cosa vi augurate? Di fare un bel risultato, di giocare sempre in modo positivo. Che appunto